La revoca dell'atto con il quale era stata affidata la gestione della piscina di Villa Seta alla ditta aggiudicataria certifica il fallimento di certi settori della macchina amministrativa di Palazzo dei Giganti. A sostenerlo il consigliere comunale del gruppo Uniti per la città, Pasquale Spataro, il quale, nelle vesti di presidente della commissione sport, in questi mesi si è occupato a più riprese del caso. Mi chiedo, sottolinea Spataro, come gli uffici competenti abbiano potuto procedere all'aggiudicazione del bando sapendo di non disporre di tutta una serie di autorizzazioni e certificati legati alla sicurezza necessari per poter aprire al pubblico l'impianto e sapendo tra l'altro che per ottenere queste carte si sarebbe dovuto mettere mano alla cassa comunale oggi non in grado di sobbarcarsi una spesa di questa portata stimata in circa 200.000 euro. Adesso si profila un contenzioso, mi auguro che a pagarne le spese non siano come al solito i cittadini e che l'amministrazione attiva richiami alla responsabilità chi ha sbagliato. Nel computo generale dell'esoso costo anche interventi strutturali propedeutici per entrare in possesso dell'idoneità statica, di quella sanitaria, di quella dei pubblici servizi, della conformità dell'impianto elettrico e della prevenzione incendi, tutte opere a carico del bilancio comunale, così come espressamente previsto dal vigente regolamento municipale. Ed è proprio sulla struttura di questo strumento, spiega il consigliere comunale del gruppo Uniti per la città, che ho lavorato per apportare le adeguate modifiche. In primis, considerato il periodo di vacche magre, è stata inserita una clausola secondo la quale, evidenzia ancora Spataro, gli interventi di manutenzione, sia quelli ordinari che quelli straordinari, graveranno sulla ditta che si aggiudicherà la gara. In cambio, però, per consentire un adeguato ammortamento della spesa, il gestore privato godrà di un periodo temporale più lungo nella conclusione dell'attività, fissato in 10 anni. Accorgimenti questi che, assieme ad altre variazioni contenute nel nuovo regolamento, in attesa che venga messo all'ordine del giorno di Aula a Sollano, potranno finalmente sbloccare la vicenda e consentire agli agrigentini di poter fruire dei benefici della piscina di Villa Seta.